Non passa l'Olimpica Acragas a Misilmeri contro la squadra del Don Carlo, perde infatti per 1-0 grazie a un rigore concesso alla squadra di casa che segna con un tiro di Abelgiano, calcio del rigore a detta di tanti molto discutibile e che ha visto anche un Acragas sfortunata nella conclusione portare a casa un risultato positivo. Le altre squadre agrigentine hanno visto la vittoria della Libertas da Calmuto contro il Camarat per 4-0. Una vittoria importantissima per rilanciare questa Libertas da Calmuto. Sì, partita che abbiamo vinto, l'abbiamo preparata proprio per vincerla e per cercare di fare il risultato, perché non è possibile continuare questa scia di risultati negativi. Però la partita è finita già nel primo tempo. A me dispiace moltissimo per il Camarat e principalmente per Renato Maggio, che per me, oltre ad essere un grandissimo amico, è un grande allenatore. Finire la partita giocando in questa maniera, facendo meline per quasi 40 minuti, non è una cosa bella. Però io ho molto rispetto per l'avversario ed è giusto così. Abbiamo fatto i 4 gol meritatissimi, ne potevamo fare tantissimi altri, ma era corretto rimanere lì e aspettarli e basta. La Folgore Castelvetrano che vince su Gattopardo di Palma di Montechiaro, il Casertermini perdere per 2-0 contro il Don Bosco Partinico. Mimmo Bellomo, una grande, bellissima partita che ha onorato il calcio, l'avete vinta 2-0, poteva passare in vantaggio il Casertermini, invece siete passati in vantaggio voi. Una partita tatticamente perfetta anche la vostra. Oggi penso che a Casertermini è una di quelle giornate che mi riconcilia con lo sport vero, bellissimo. Una partita vera, una partita giocata bene, una partita soprattutto con grandi galantuomini in campo, con una grande sportività. Vedere a fine partita ragazzi del Casertermini che hanno perso e i nostri, ma abbracciarsi a fine partita e farsi in bocca al lupo, questo è qualcosa che ci riconcilia veramente col calcio che dovrebbe essere, non quelle cose tristi che a volte si sentono, si leggono e si vedono in altri campi. Bravissimi già, oggi è una vittoria sia per i giovani del Casertermini che soprattutto che per i nostri giovani, è una vittoria questa per tutto l'ambiente calcistico che punta sui giovani. Ecco, questo è lo spot che io mando. Siamo con Giovanni Corso, match winner di Casertermini Don Bosco Partinico, finita 0-2. Giovanni, una partita incredibile, Casertermini che sciupa il rigore e poi tu a castigarla con 2 bellissimi gol e 2 bellissimi contropiedi. Intanto faccio i complimenti al Casertermini che quest'anno stanno facendo qualcosa di grande, un bel campionato. Noi potevamo andare in svantaggio col rigore, è stato bravo Giovanni, poi siamo stati bravi a reagire, abbiamo trovato i 2 gol. Complimenti a noi che siamo anche una squadra giovane come loro, quindi complimenti a tutti. Questa Don Bosco quest'anno si vuole prendere qualche bella soddisfazione, una squadra giovane, dicevi tu, qualche anzianotto e poi alla fine è riuscita a fare qualcosa di positivo. Sì, purtroppo stiamo facendo quello che non abbiamo potuto fare l'anno scorso. L'anno scorso ci hanno rubato, tra virgolette, la Coppa Italia ai quarti di finale, quest'anno siamo lo stesso gruppo dell'anno scorso con un qualche grande che ci sta dando una mano e siamo lì. Ci giochiamo il tutto in campionato. Angelo Vecchio, sconfitta amara, però al termine di una partita bellissima il Casertermini sicuramente non avrebbe meritato di perdere, non ha rubato nulla neanche la Don Bosco. Assolutamente, non ha rubato nulla, purtroppo a regola del calcio si sa qual è. Abbiamo costruito almeno senza esagerare 6-7 azioni da gol al primo tempo, anche al secondo tempo. Poi in contropiede abbiamo preso un gol in contropiede e questa è tutta la partita secondo me. Merito a mister Bellomo perché hanno giocato diciamo, un'ottima partita pure loro, però purtroppo abbiamo mangiato tanti gol. In testa attualmente il Salerno e il Monreale con 25 punti, San Giro e Giorgio e Misilmere al secondo posto con 23 punti, l'Olimpica Acragas si attesta a 16 punti, il Camarat a 8, ultimo posto per il Villa Batre con 3 punti.